Siamo qui con Giorgio Greco di Prima Comunicazione, l'ideatore del grande libro dello sport e comunicazione che ha presentato a Soligo in Rete, alla prima serata di Soligo in Rete qui a Cison di Valmarino. Beh, l'ideatore, diciamo uno degli ideatori insieme alla condirettrice di Prima Comunicazione Alessandra Ravetta, che è lei il vero deus ex machina di tutta l'operazione. Lei covava da tempo quest'idea, gli mancava uno spunto, lo spunto gli è stato offerto in un'occasione particolare durante la finale di Berlino persa dalla Juventus con il Barcellona, che io andai a seguire proprio per conto di Prima Comunicazione per fare un resoconto non della partita ma di come la Juventus stava sviluppando il discorso della comunicazione e informazione, dove oggi la squadra bianconera è anche lì ai vertici in Italia. Ed è nata l'idea, che poi ci è voluto un po' di tempo per gestirla, perché come avrete visto il volume comprende veramente, parla di tutti gli sport che ci sono in Italia, di tutte le federazioni, è un vero vademecum. Non solo per gli addetti ai lavori, spero, ma anche per un pubblico più ampio. Siamo qui con Mino Taveri a Soligo in Rete, alla prima serata di Soligo in Rete. Abbiamo parlato di sport e business, di giornalismo, di comunicazione. Dove sta andando il giornalismo in televisione? Io spero che ci rimanga innanzitutto il giornalismo in televisione, così possiamo ancora lavorare per tanto tempo. Il giornalismo sta cambiando come sta cambiando il mondo, no? Il giornalismo non può esimersi dal seguire le tecnologie, dal seguire i linguaggi che cambiano, i dispositivi con cui fare giornalismo sono cambiati, ai giornali di una volta e basta, e alle uniche reti nazionali della RAI si sono aggiunte centinaia e centinaia e centinaia di altre reti televisive grazie al satellite, al digitale terrestre. Ci sono i giornali web e voi ne siete una ottima interpretazione. È chiaro che sta cambiando. Io poi non sono mai uno di quelli che dice era meglio prima, è meglio adesso, no, le cose cambiano, bisogna adattarsi e fare le cose per bene seguendo il cambiamento della società. Non si può pensare, non è più come una volta c'erano i telefoni a gettoni, adesso ci sono i telefonini dove vedere le partite, quindi bisogna adeguarsi a questo e noi ci dobbiamo adeguare. Domanda a bruciapelo, la prossima finale di Champions? Pronostico? Il pronostico è durissima, credo che ci siano delle squadre che sono superiori, il Barcellona e il Bayern soprattutto. Qualche outsider, tra questi ci mette il Real Madrid che farà sempre la sua parte, l'Atletico, il Paris Saint-Germain, la Juventus può competere forse per arrivare in fondo, non so se vincerla, ma devono concatenarsi sempre una serie di elementi importanti in una competizione difficile come la Champions League. Però hanno lavorato, stanno lavorando per questo, Allegri è convinto che in marzo le cose cambieranno, in marzo si sono già giocate anche però sia gli ottavi e forse anche i quarti, quindi bisogna che la Juve sia pronta a febbraio più che in marzo.